Lunedì 4 gennaio, buona giornata, ben trovati in Focus TG dalla redazione di Rete Veneta. Torna oggi il consueto appuntamento con la sede della Protezione Civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Covid in Veneto con il presidente della regione Luca Zaia. Immagino gli saranno chiesti pareri anche su cosa potrebbe decidere il governo nei prossimi giorni per quel che succederà dal 7 in poi, quindi la questione scuole. Il Veneto sappiamo è contrario alla riapertura, alcune parti del governo anche sono contrarie, altre invece sono favorevoli. Poi c'è la questione del ritorno delle fasce dal 7. Oggi siamo in giorno arancione, poi ci aspettano altri 2 giorni rossi, il 5 e il 6, e poi dal 7 si dovrebbe tornare alla consueta colorazione giallo, arancione e rosso, e vedremo poi cosa deciderà in questi giorni il CTS con il governo. Cominciamo però con un primo collegamento via Skype con la redazione di Padova. Buongiorno a Chiara Gaiani. Buongiorno Mirko e buongiorno ai telespettatori. Sì, oggi stiamo lavorando ovviamente sul fronte coronavirus perché, ve l'avevamo già anche raccontato nei giorni scorsi, c'è grande preoccupazione tra i cittadini per l'ingresso in fase 5 degli ospedali dell'ULSS 6 Euganea, e vi racconteremo nel TG di questa sera, in modo particolare faremo il punto sulla situazione dell'ospedale di Cittadella. Abbiamo appena sentito il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, che rassicura i cittadini che ovviamente in queste ore si stanno organizzando altri 100 posti letto per quanto riguarda i malati Covid, ma che a termine emergenza, e si spera davvero che l'emergenza finisca al più presto, la situazione nei vari ospedali dell'Alta Padovana, come anche insomma in tutti gli ospedali dell'ULSS 6, dovrebbe tornare alla mortalità. Una situazione che è comunque molto pesante, perché riceviamo un quotidiano aggiornamento da parte dell'ufficio stampa dell'ULSS 6 sul fronte delle vittime. Purtroppo nelle ultime 24 ore solo negli ospedali che fanno capo all'ULSS 6 Euganea, e quindi stiamo parlando di Schiavonia, di Cittadella, del Sant'Antonio, sono morte 16 persone. Si tratta di anziani, la più anziana era una signora che avrebbe compiuto l'anno prossimo 100 anni, sono però 16 vittime, purtroppo il bilancio è ancora molto alto. Anche qui a Padova comunque, Mirko, c'è grande preoccupazione sul fronte scuole. Sì, immagino che il Padova, poi città universitaria, dell'università si è sentito parlare poco, perché sembra scontato che le lezioni si facciano a distanza, ma non dovrebbe essere così nemmeno per il livello più alto dell'istruzione. Quindi questione trasporti, questione distanziamento, 50%, 75%, che aria tira? Allora, il 50% dovrebbe essere sicuramente la fase iniziale, ma noi per esempio siamo lo stesso sindaco di Cittadella, che è uno dei grandi poli oltre a Padova per quanto riguarda la presenza di istituti superiori, ci ha manifestato poco fa la sua grande preoccupazione per la possibile riapertura delle scuole giovedì con questo numero di contagi, ma anche il presidente della provincia Fabio Bui, che ha partecipato a tutti i tavoli in prefettura per decidere come riorganizzare il ritorno a scuola degli studenti, si è detto lo stesso molto molto preoccupato da questa eventualità, dall'eventualità che giovedì si torni appunto in classe. Ricordiamo però che oggi siamo a lunedì, gli istituti superiori hanno organizzato il ritorno in classe, so per certo insomma di vari istituti che hanno comunicato alle famiglie le modalità di ritorno in classe, chi 3, chi 2, a seconda ovviamente di come sono riusciti ad organizzarsi, quindi un grande lavoro che potrebbe essere vanificato in queste ore. Come sempre la richiesta è di avere una direttiva precisa. Credo che tutti saranno sintonizzati con noi alle 12:30 per capire se la Regione ha deciso di muoversi in questo senso con un'ordinanza. Sicuramente lo stanno aspettando qui in provincia di Padova, ma come su questo si attendono varie risposte, compresi i bar, i ristoranti che non sanno in che fascia saremo poi da giovedì 7 gennaio, si cerca appunto di capire come ci
ci si muoverà archiviate queste stranissime e per certi versi anche difficili vacanze di Natale. Ecco Chiara, tornando sulla questione scuola, lo abbiamo già visto nelle poche settimane tra settembre e ottobre, il problema forse non è tanto in classe, ma è il trasporto, soprattutto per le scuole superiori, quindi sappiamo che anche su questo ci sono stati tavoli, prefetture, ministero, scuole, dirigenti, eccetera, e anche lì si dovrebbe essere al 50%, ma basteranno per tutti. Sì, sicuramente c'è stato un grande lavoro da parte del tavolo coordinato dal prefetto, che ha recuperato un numero molto alto di mezzi pubblici aggiuntivi per permettere ai ragazzi dalle loro case di raggiungere poi le scuole della città o di Padova o di Campo San Piero di Cittadella, oppure parliamo di Montagnana, Monselice o Este per quanto riguarda la zona della Bassa Padovana, anche Piove di Sacco. Sono questi i grossi centri della nostra provincia. Questa resta comunque la grande incognita, l'organizzazione del trasporto pubblico da più parti, e io parlo da genitore di ragazzi che non sono ancora alle superiori, ma vi posso raccontare insomma quello che condivido e sentiamo con molte famiglie. Questa didattica a distanza sta mettendo a dura prova la resistenza dei nostri ragazzi. Il ritorno a scuola, soprattutto per i ragazzi, non è una cosa su cui insomma possiamo essere leggeri. La didattica a distanza sta pesando molto sia ai ragazzi che ai docenti, quindi sicuramente il ritorno in classe va preso in considerazione in modo serio. Il problema resta che in questo momento il numero di contagi è molto alto e non so se è già trasmesso il servizio che la nostra redazione ha preparato questa mattina. Purtroppo ci sono ancora dei comportamenti che non sono corretti da parte delle persone. Ieri i vigili sono intervenuti di Padova, la polizia locale, all'interno di una sala slot dove c'erano delle persone che stavano giocando in barba a tutti quelli che sono i provvedimenti e a quelle che sono le ordinanze, ma soprattutto le raccomandazioni che vengono in continuazione fatte sia dai responsabili insomma dalle nostre autorità cittadine, ma anche e soprattutto delle autorità sanitarie, che credo questo appello lo stiano ripetendo ormai tanto da non aver più fiato da dirlo, ma ancora ci sono comportamenti responsabili da parte dei cittadini e questo penalizza tutti, in questo momento sicuramente i nostri ragazzi. Allora, attendiamo aggiornamenti nelle prossime ore. Grazie Chiara, buon lavoro. Grazie a te e buon lavoro a voi. Allora, diceva Chiara dei controlli e delle situazioni fuori norma, violazioni di quarantena che sarebbero state registrate anche nel Trevigiano. Il prefetto di Treviso boccia in più anche l'organizzazione di falò privati perché dice bisogna remare tutti nella stessa situazione perché il momento è critico. Vediamo. E vedo anche spero non siano delle buttate, ma di iniziative anche di amministratori locali che autorizzano pane e vini in famiglia, nel cortile, insomma tutte cose che vanno assolutamente in contrasto con quello che è lo spirito, con quello che deve essere lo spirito del momento. Per cui ecco, o siamo tutti dalla stessa parte oppure queste fughe in avanti, ognuno pensa di farlo nel proprio piccolo, ma tutte messe assieme significa di fatto vanificare gli sforzi che si stanno compiendo. Se linea dura deve essere, lo stop ai pane e vino non può che essere totale e senza appello. Il riferimento va a quelle ordinanze comunali che a macchia di leopardo consentono i riti della tradizione in forma ridotta a livello familiare da Oderzo a Codogné. Così il prefetto di Treviso rilancia sul fronte del rispetto delle normative anti-Covid all'indomani dell'out-out del direttore dell'ULSS 2 Benazzi, che ha denunciato pubblicamente il fatto che in troppi stiano violando la quarantena. Insomma, una questione che da sanitaria diventa di ordine pubblico. Lo stesso numero 1 della sanità trevigiana si era rivolto alla prefettura chiedendo più controlli. Condivido le preoccupazioni del dottor Benazzi guardando i numeri. Devo anche dire che i controlli sono stati massicciamente aumentati, ormai sono settimane, in particolare poi in questi giorni in cui ovviamente sono scattate le 7 zone rosse, tutte le forze disponibili sono sul territorio a appunto cercare di far rispettare anche con severità quelle che sono le disposizioni. Insomma, fa intendere Dagana, le forze dell'ordine sono pienamente operative. Certo, in queste festività sospese tra rosso e arancione non hanno aiutato le troppe deroghe previste con i decreti di Natale. È ovvio però che il sistema delle deroghe che è stato così previsto
purtroppo comporta un rischio concreto che ci possono essere, che si possa sfuggire a questa rete di controlli, seppur intensificati. Il prefetto porta dei casi molto concreti. Se però si viola in maniera un po' alla chetichella quello che è il divieto di ritrovarsi anche in ambiti familiari allargati, ricorrendo magari a qualche escamotage che fa leva sul discorso che ci si può muovere in due e quant'altro, diventa veramente difficile evidentemente fare un controllo, per così dire, porta a porta, quasi impossibile. Da qui l'impegno a continuare con i controlli, ma ciascuno deve fare la propria parte. I controlli sono massicci e continueranno e sono anche, diciamo così, improntati alla massima severità, però è chiaro che ci vuole un grande senso di responsabilità individuale. E lo rilanciamo anche noi ancora in questi giorni, oggi arancione e poi altri 2 giorni di rosso. Ora pubblicità, a tra poco con Focus TG. Ancora insieme, ben ritrovati in Focus TG, ricordiamo alle 12.30 il collegamento con Marghera, protezione civile, l'aggiornamento sulla situazione Covid del Presidente della Regione Luca Zaia. Parlavamo poco fa di trasporti con Chiara Gaiani da Padova. Ebbene, nel Veneto orientale si sta pensando all'utilizzo delle guardie giurate per controllare eventuali assembramenti di studenti alle fermate degli autobus e nei luoghi di maggiore frequenza. È l'idea a cui sta pensando la TVO, l'azienda dei trasporti pubblici del Veneto orientale. Già ad ottobre l'azienda si era affidata ai volontari della protezione civile, ma ora punterebbe ad affidarsi a una società di vigilanza privata. Vediamo se anche su questo ci sono novità invece da Vicenza con Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Mirko e buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono proprio qui a Palazzo Trissino, questa è la sala giunta dove mi trovo, dall'altra parte c'è per questo momento il sindaco Francesco Rucco che sta parlando proprio di questi argomenti, perché da Vicenza, parlando proprio di scuole, c'è un forte allarme, una forte preoccupazione di questa riapertura, una riapertura che secondo anche il primo cittadino di Vicenza, nonché presidente della provincia, forse sarebbe il caso di non fare, perché c'è un problema proprio anche di, appunto come dicevi tu, di rischio di assembramento dei ragazzi. Anche qui a Vicenza c'è stato un accordo con SVT, che è l'azienda di trasporto pubblico locale, per innanzitutto aumentare le corse degli autobus, dei pullman che portano i ragazzi. Si parla di almeno un centinaio di corse in più grazie agli accordi e ai contratti che sono stati stipulati con delle società private di trasporto. Parliamo di quelle società di trasporto di turismo, per esempio, che sono ferme da tantissimo tempo. E allo stesso tempo anche qui si pensa di utilizzare la polizia locale o il personale anche di SVT per controllare i ragazzi in entrata e in uscita da scuola, nel senso che eventualmente non è che vengono puniti o in qualche modo, ma semplicemente fatti defluire in maniera rapida all'uscita del pullman, entrata e ingresso a scuola, niente assembramenti per magari la chiacchiera prima o dopo dell'accesso a scuola. Questo anche a Vicenza, ma da Vicenza il sindaco lancia anche un appello, possiamo definirlo così, al governo. I sindaci sono ancora una volta stati lasciati soli, continuano a essere lasciati soli nel districarsi tra le varie fasce colorate, arancio, rosso, adesso si parla addirittura di una fascia bianca. Il sindaco ha detto non è possibile, serve un coordinamento, serve una gestione chiara e soprattutto organizzata di quello che sarà, e se deve esserci un lockdown o semi-lockdown deve essere garantito veramente un aiuto a tutte quelle attività economiche che siano chiuse. Ha detto proprio non un assegno della carità, ma un sistema di contributi, di aiuti in modo particolare alla stile tedesca, per esempio. Questo per quanto riguarda proprio l'attualità stretta. Sì, si parla anche di questo bianco, arancione, esatto. Rosso e giallo, perché il Veneto poi è sempre stato giallo, vedremo. C'è anche il giallo. C'è anche il giallo, anzi la maggior parte dell'Italia
prima di Natale, prima del decreto Natale, era in zona gialla. Esatto. Non ti sono arrivate notizie di violazioni dai giorni di zona rossa per il momento? Ma guarda, allora per quanto riguarda Vicenza ci sono state, si sa, a Capodanno ci sono state qualche festa che è stata controllata e sono arrivati perché ci sono state le segnalazioni da parte di vicini, ma diciamo che in questi ultimi giorni i vicentini sembrano essere stati abbastanza bravi, ecco. Rimane comunque un po', diciamo, anche la gente è abbastanza disorientata al riguardo. Sono tutti favorevoli, abbiamo già sentito anche nei giorni scorsi, eventualmente se il Veneto rimanesse in una zona arancione o rossa andrebbe bene, purché finisca questa situazione. Però chiaramente servono delle misure, servono un coordinamento, servono delle indicazioni chiare e precise e uniformi. Questo chiedono i sindaci che, appunto, come ti dicevo, alla fine della fiera sono rimasti loro sul territorio a rispondere alle richieste della gente, a gestire queste situazioni, gestire nel senso pratico, insomma tecnico pratico della questione. Tra l'altro il sindaco diceva non pensate che i fondi che sono arrivati, che vengono sbandierati, che sono stati dati ai comuni, che arrivano, in realtà sono fondi che vanno a ripianare, non sono soldi che vanno ai cittadini, sono soldi che serviranno a ripianare i bilanci dissestati dei comuni in difficoltà, che hanno ovviamente usato tutte le risorse possibili e immaginabili, hanno ridotto Tari, IMU e ridotto gli affitti comunali, fatto tutta una serie di misure per aiutare i cittadini. Però d'altronde il comune deve reggersi in piedi, deve avere un'economia, e questi soldi che arriveranno dallo Stato serviranno per questo fondamentalmente. E su questo, insomma, buon lavoro ai sindaci, perché davvero Esatto. trovarsi in questa situazione, poi magari anche per le zone di montagna a gestire l'emergenza neve e a spendere ulteriori soldi per gli interventi. Davvero sì, perché tra l'altro ci sono stati anche quest'anno, è stato un anno veramente devastato non solo dal Covid ma anche da tutti gli eventi atmosferici, sì. perché anche Vicenza, piuttosto che Torre di Quartesolo, per esempio, o Arzignano, insomma, hanno subito danni notevoli e sono intervenuti da subito i comuni con certo, i soldi. ovviamente sono i primi sul territorio e quindi sono loro che intervengono. Allora, giornata intensa anche a Vicenza, nella porta alle tue spalle, ti lasciamo continuare a seguire l'incontro di cui sentiremo la sintesi nel TG di questa sera. Grazie a Gabriella Basso, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. E allora noi, prima di parlare anche di meteo in altopiano di Asiago, delle abbondanti nevicate, degli interventi e delle previsioni per le prossime ore, andiamo ancora in pubblicità. A tra poco. Mezzogiorno e 23 minuti, ancora buona giornata, ben ritrovati in Focus TG qui su Rete Veneta. Apriamo anche con le prove in corso, non c'è problema, la consueta finestra su Marghera con cui ci collegheremo tra poco, sala già pronta con i microfoni e quindi attendiamo tra poco le novità di oggi sul fronte ovviamente del bollettino dell'emergenza sanitaria in Veneto e su eventuali prese di posizione, eventuali ordinanze regionali, piuttosto che un parere su quello che sta pensando il governo su cosa fare dal 7 gennaio in poi. Tra poco dunque torniamo a Marghera, veniamo a parlare allora di maltempo. Vi mostro questa foto del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico che ha dato una mano ai tecnici dell'Enel chiamati a ripristinare un guasto su una linea elettrica. Qui siamo sul Monte Corno a Calvene nel Vicentino. Una squadra di Asiago è stata inviata a Forte Corbin a recuperare con le motoslitte il personale di Terna che, trasportato in elicottero per un'interruzione dell'alta tensione, non era potuto rientrare per la scarsa visibilità che aveva impedito il ritorno appunto dell'elicottero. Sono varie le situazioni in corso. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Inca, al termine di diverse interlocuzioni istituzionali avute nella giornata di ieri, ha rassicurato che dopo le abbondanti nevicate cadute sul Bellunese, sul Vicentino e sull'Alto Friuli si procederà con una rapida azione coordinata tra istituzioni sia per liberare le abitazioni e i territori colpiti sia per avviare l'iter con le prime somme necessarie agli interventi urgenti. Anche la Regione Veneto aveva già
avviato le procedure per la dichiarazione dello stato di crisi, procedura che poi sostanzialmente rimane aperta per permettere a tutti i cittadini privati o aziende colpite dal maltempo, in questo caso le nevicate, di chiedere di fare la domanda per un contributo di ristoro. Certo, la quantità, l'abbondanza della neve caduta quest'anno è davvero notevole. Vi mostro questa mappa, un'elaborazione delle nevicate di fine anno curata da Alberto Rec di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Si vedono appunto gli accumuli nelle varie zone, sia la zona di pianura da 3 verso il litorale veneziano, poi 5-7 centimetri, 10 salendo più verso la Pedemontana, con alcune zone più colpite, ad esempio la zona est del Trevigiano è rimasta molto scarsa, la zona centrale, quindi verso Valdobbiadene, Crespano, fino a 20 centimetri, la zona di Bassano invece un po' meno, e poi la quota è risalita ovviamente fino a 30, 40 e anche più di 1 metro in molte zone. Questa, appunto, è interessante vedere questa mappa con gli accumuli al suolo del 28 dicembre scorso, poi ce ne sono stati altri. Questa è la situazione in Malgalarici, con i dati dell'ARPAV, 1,52 m, da giorni ormai sopra il 1,50 m. Montelisser siamo addirittura sopra il 1,70 m di accumulo, 1,70 m da terra, e queste sono alcune fotografie appunto qui siamo già a strada pulita evidentemente, ma si intuisce lo spessore e l'altezza della neve accumulata, con conseguenti difficoltà per gli abitanti. Anche qui si è lavorato molto proprio per liberare le strade, poter permettere una minima circolazione, gli interventi dei vigili del fuoco per alleggerire i tetti, perché l'accumulo di neve è comunque pesante e pericoloso per le coperture degli edifici, i fili elettrici, gli alberi appesantiti che sono in molti casi caduti a terra, trainando e trascinando con sé proprio le linee elettriche o delle comunicazioni telefoniche. E proprio il tema delle comunicazioni in zona di montagna è stato particolarmente delicato, perché non poter poi comunicare è forse addirittura peggio che trovarsi in mezzo alla tormenta. Altri interventi ancora con un mezzo del 115 sopra il tetto di un edificio. Qui ancora più spettacolare questo accumulo preso con una prospettiva particolare. Il centro di Asiago abbondantemente innevato, e anche qui un cane solitario che guarda forse con un po' di tristezza il fotografo che lo ha immortalato, credo, dalla macchina. Da qui si intuisce, dalla foto di questa persona, l'altezza del manto nevoso, macchine coperte dal manto. Anche questa appunto si intuisce che è una macchina. Qui siamo ancora ad Asiago, molto spettacolare, con la beffa appunto che non ci fossero gli sciatori, esclusi gli sci club. Sapete, gli impianti riapriranno dal 18, quindi ci vogliono ancora 2 settimane, lunedì 18, 2 settimane di pazienza per riaprire. Allora, in attesa del collegamento con Marghera, vediamo il bollettino di ieri pomeriggio, ore 17, il bollettino di Azienda Zero. Continua questa salita dei nuovi casi positivi, siamo ormai a quota 95.000. Attualmente positivi in Veneto, una minima parte sono sintomatici e sono a casa in isolamento, una quantità inferiore al 5%, gli altri invece non hanno sintomi ma sono stati comunque individuati. Dall'inizio della pandemia 266.397 casi, continua a salire anche la conta dei morti, siamo a 6.809, se pensate che intorno a Natale eravamo a
a 6.000, capite quanto velocemente sta salendo anche questo conteggio. La situazione invece dei ricoveri, che è un altro capitolo che da settimane desta preoccupazione, qui la situazione resta di tensione, 3.052 ricoverati in area non critica, 401 in terapia intensiva. I numeri sono oscillati in questi giorni a cavallo di Capodanno, ma sostanzialmente non hanno fatto segnare una inversione di tendenza. Provo a mostrarvelo anche con questo grafico. Questa è la linea dei ricoverati, la linea blu è il totale, la linea rossa solo quelli in area non critica, e vedete che continua questa spinta verso l'alto. Perfettamente in orario il presidente Zaia, 12:30, e quindi collegamento con Marghera. Buon ascolto. Spengo il telefono. Sì, grazie, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Partirei subito col bollettino, poi abbiamo alcune comunicazioni. Il totale dei tamponi cresce, 3.356.648, e questi sono i tamponi molecolari, ai quali si aggiungono 1.937.061 rapidi. Questo dà anche una dimensione di che macchina poderosa abbiamo per fare tamponi. Il numero di positivi nelle 24 ore è 1.682, in particolare la percentuale di questi positivi è del 12,79% sui tamponi fatti. Vi ricordo che l'Italia è passata dal 12,48 al 17%, la media italiana. Ricordatevi questo dato, dopo ne parliamo. Il numero di positivi dall'inizio è 266.496, sì, 9,46, scusatemi. Ma questo è un numero, come si vede, indicativo, perché dipende da quanti tamponi abbiamo fatto e quanti ne abbiamo trovati. E attualmente oggi ci sono 94.956 positivi. Totale dei ricoverati sono 3.459, così distribuiti: 400 in terapia intensiva più 4, 3.059 in area non critica più 27. Totale 3.459. Hai fatto? Dovevi fare una foto. Totale morti purtroppo ad oggi 6.813 più 50. Dimessi 11.060. E oggi aggiungiamo un dato del bollettino, diciamo che così simbolicamente facciamo con questi cartelli, che è quello delle vaccinazioni. Alle 12 di oggi sono stati somministrati 16.748 vaccini, ovvero il 43% del magazzino è già stato somministrato. Sì, adesso mi giro, non preoccupatevi. Posto? C'è Marco. Questo sta a significare l'efficienza della nostra macchina vaccinale, cioè noi siamo partiti, stiamo raggiungendo la velocità di crociera, e considerate che facciamo vaccinazioni fino alle 10:30 di sera, e considerate che avere fatto il 43% sostanzialmente in 2 giorni ci permette oggi, sperando che arrivino le 38.000 dosi settimanali, perché arrivano il lunedì, di dire che questa settimana noi avremo somministrato 70.000 vaccini. Dopodiché ovviamente cominceranno poi anche i richiami, ma vi ricordo che ogni persona che viene vaccinata ha già l'appuntamento per il richiamo. Domani ci sarà la dottoressa Russo che vi fa un focus sui vaccini. Penso sia utile, così lo fa a ragion veduta anche rispetto, anche da un punto di vista, diciamo, di distribuzione delle dosi, territori e quant'altro. Prima di passare la parola al dottor Flor per la situazione, diciamo, sanitaria, volevo dirvi 2 piccole considerazioni, piccole grandi considerazioni.
Ieri ho passato tutta la giornata in videoconferenza e si è conclusa con una videoconferenza notturna dalle 9 di sera a mezzanotte e mezza con i colleghi governatori e il governo. Non so se c'è notizia di questa videoconferenza. C'è notizia. Il governo era presente il ministro Boccia e il ministro Speranza. Allora, il tema è questo. Il tema è che c'è preoccupazione perché comunque abbiamo contezza del fatto che l'Italia ha 2 settimane di ritardo sulla curva epidemiologica europea. E non è che il ritardo è un fatto di negativo, il fatto è che quello che sta accadendo in questo momento in Europa, in proiezione, c'è il rischio che si trasferisca in Italia. Il tema dell'innalzamento dei contagi, nonostante le restrizioni, in Germania, vi ricordo che la Germania ha subito un lockdown pesante dal 16 di dicembre o dal 16 di dicembre al 10 di gennaio, ma anche prima aveva restrizioni importanti, così per la Francia, così per la Gran Bretagna, ma il risultato è che questi paesi stanno tutti crescendo, diciamo, in maniera importante nei casi, cioè nei positivi ogni giorno. La Gran Bretagna è balzata a quasi 60.000 casi al giorno. Vi do una dimensione, l'Italia è sui 20.000 in questo momento. Idem per la Francia, non ne parliamo della Germania, dove la situazione sta veramente pressando molto. Lo dico perché la Germania è sempre stata ritenuta da alcuni osservatori che facevano la lezione al mondo intero come l'elemento di virtuosità sanitaria a livello internazionale, perché loro hanno più terapie intensive, perché loro sono organizzati meglio, perché loro rispettano le regole. Il morale è che la Germania è in grossa difficoltà. La preoccupazione di queste 2 settimane ci vede obbligati a non sottovalutare la situazione. Considerate che noi in particolar modo, come Veneto, abbiamo una situazione atipica, perché intanto vi ricordo che ad oggi sono 15 giorni di restrizioni. Allora, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, vi posso dire che le curve non crescono. Siamo in una fase di altopiano, no? Se lo vogliamo vedere mezzo vuoto, vi dico che le curve non calano. Siccome questi punti stampa servono per informare i cittadini e per essere trasparenti, ogni giorno vi dico qual è la situazione della giornata. Noi abbiamo una situazione atipica e questo ne è venuto fuori anche da discussioni, da confronti, da approfondimenti sia con l'Istituto Superiore della Sanità che col Ministro Speranza, perché comunque nonostante questi 15 giorni, al 7 gennaio avremo 20 giorni di restrizioni. Lo dico perché anche se qualcuno non se n'è accorto, lo dico così, come si può dire, per dire, cioè noi 20 giorni tra zona rossa e zona gialla, l'arancione ce li siamo tutti fatti, visto considerato che sembrava che la soluzione di tutti i mali fosse fare 2 settimane di zona arancione. Poi vi dirò anche che tra zona arancione e zona rossa, da un punto di vista epidemiologico, cambia poco, perché abbiamo comunque, diciamo, resterebbero aperti i negozi, e i negozi che comunque hanno tutta una serie di regolamentazioni e soprattutto in un contesto nel quale si chiudono i confini comunali non sono negozi che permettono grandi afflussi. Ma ve lo dico, è un di cui. Allora, la storia della Gran Bretagna è stata una storia di un paese con molte restrizioni che ha calato per un certo, fino a un mese fa comunque avevano un contenimento, diciamo, anche importante, e si sono resi conto che c'era una contea, il Kent, che saliva. Alla fine da lì è nata la storia della mutazione inglese. Noi comunque il virus inglese ce l'abbiamo. L'abbiamo riscontrato in più sequenziazioni. Non vi sto dicendo che abbiamo trovato la risposta, vi dico semplicemente che oggi abbiamo la certezza di averlo, quindi la mutazione inglese c'è. Sappiamo che la mutazione inglese ha 2 caratteristiche: non dà sintomatologie più importanti delle altre mutazioni, ma sappiamo per certo, e questo l'hanno detto ormai tutti gli autorevoli scienziati a livello nazionale e internazionale, è sufficiente che voi vi digitate un nome che vi viene a mente e scrivete virus mutazione inglese e vedrete le dichiarazioni, che è molto più contagiosa.
Allora, noi come governatori abbiamo chiesto, io vi dico cosa ho detto io, ma è stato sottoscritto all'unanimità da tutti i governatori. Abbiamo detto al governo che comunque la realtà che ha in mano tutti i dati e ha una visione delle regioni e anche una visione nazionale è l'Istituto Superiore della Sanità e il Comitato Tecnico Scientifico. Abbiamo appreso dal governo che c'è una volontà di modificare alcuni parametri, proprio vista questa preoccupazione di un arrivo di, chiamate la terza ondata, non so se sarà una terza ondata. Io sostengo che sicuramente se la scelta è scientifica per la salute pubblica non c'è nulla da dire, però che lo si faccia in maniera incontrovertibile, che lo si faccia in maniera assolutamente, diciamo, secondo scienza e coscienza, e che un istante dopo non ci sia sempre il Pierino di turno che dice ma dovreste fare però anche qualcosa voi, perché quando vai dal medico ti ordina la cura, no? Non funziona così, non è che vai a casa con la ricetta, i farmaci e dopo un secondo qualcuno ti telefona e dice però se tu vuoi potresti anche prendere un altro antibiotico, però se vuoi puoi farti anche un'iniezione al giorno. Sentite, loro sono i massimi esperti, noi come governatori abbiamo detto decidete quello che è da decidere, ma che non ci siano varianti sul tema poi. Nel senso che penso che in questo momento deve essere chiaro che non si debbano poi essere, non si deve dar atto alle solite discussioni alle quali abbiamo assistito per settimane, è la zona gialla, è la zona rossa, è la zona arancione, e qua si poteva fare così, di là colà. Voglio ricordare che questi sono i massimi esperti a livello nazionale. La situazione degli ospedali in Veneto è una situazione che poi vi descriverà il dottor Flor, assolutamente importante. Stiamo prendendo in carico tutti i cittadini, ovviamente con tutte le declinazioni del caso, e devo dire che non smetteremo mai di ringraziare tutti gli uomini e donne della sanità che stanno facendo un lavoro ciclopico. Se qualcuno ha la soluzione in mano del problema, si faccia vivo, ce la scriva, la firma e così la mettiamo agli atti. Guardate, mio nonno diceva che solo i mone non cambiano idea. Noi siamo aperti a qualsiasi critica, a qualsiasi considerazione, però bisogna capire che poi alla fine bisogna decidere. Una decisione ve la porto oggi, ho firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole superiori, vista la situazione epidemiologica, viste le previsioni del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità rispetto a questa possibile terza ondata. Non ci sembra prudente lasciare aperte le scuole superiori e quindi c'è un'ordinanza che prevede il procrastinare la didattica a distanza al 100% fino a gennaio. È un sacrificio, noi tifiamo perché la scuola sia in presenza, però abbiamo anche l'obbligo di analizzare la situazione epidemiologica. Mi sono confrontato e ringrazio la direttrice scolastica regionale, la dottoressa Palumbo, che sempre cortesemente e con professionalità ci affianca. Ho parlato con gli assessori Donazzan, De Berti, è inutile che vi dica che ho parlato con l'assessore Lanzarin, e ho avvisato anche il prefetto Zappalorto. Vi posso già aggiungere che penso che molti dei miei colleghi faranno un provvedimento simile, non so, magari qualcuno l'ha già iniziato ad adottare, però la preoccupazione è una preoccupazione importante. Non abbiamo problemi sui trasporti. Che sia chiaro che con le prefetture si è fatto un ottimo lavoro, siamo pronti per una programmazione e un servizio al 75%, come previsto dall'originario decreto, però è pur vero che in questo momento il problema non è non avere i pullman, il problema è un problema di assembramenti naturali che si creano, di ragazzi che devono vivere per ore in ambienti confinati che si chiamano aule, del fatto che spesso sono asintomatici, i focolai ci sono, e tutti gli esperti del mondo scientifico, a iniziare dal professor Palù, che ringrazio, e ci dicono che non è assolutamente prudente in una situazione epidemiologica come questa in Veneto e in Italia aprire in questo momento.
Quindi è un sacrificio per i ragazzi che giustamente hanno diritto a una scuola in presenza, lo è a 360 gradi per tutti, ma questo è quello che dobbiamo fare per il bene della comunità oggi. E volevo aggiungere un'altra cosa rispetto a questo. Sì, volevo dirvi che nell'ordinanza che poi voi troverete ovviamente le motivazioni, c'è la prevenzione che, come vi avevo detto, ha espresso un parere con una relazione, quella la troverete agli atti domani, guardate, è scritta, ma la dottoressa Russo la voleva formalizzare in maniera diciamo ufficiale, però a voi interessa l'ordinanza. In più c'è anche scritto che si dà mandato alle aziende di trasporto di adeguare i mezzi di trasporto, quindi la programmazione, scusatemi, del trasporto pubblico in funzione di questa ordinanza, perché noi avevamo programmato scuole aperte. Perché la facciamo oggi? Semplicemente per un motivo, perché è giusto avvisare le famiglie, è giusto che il mondo della scuola lo sappia, perché si apre il 7. Peraltro il 7 c'è un altro problema, che non sapendo ancora che classificazione avranno con i nuovi parametri delle regioni, c'è anche il rischio di aprire e richiudere subito dopo, perché il 7 è giovedì, il venerdì arriva la classificazione, rischia di aprire giovedì, venerdì e lunedì e il sabato, insomma lunedì richiudi subito. Quindi penso che sia prudente questo aspetto. Rispetto alla classificazione che daranno con i nuovi parametri non ve lo so dire, se sarà arancione, se sarà rosso, se sarà giallo. Saranno gli scienziati a decidere per le regioni italiane. Si parla di questo indicatore che è un R con T 1 per far scattare la zona arancione. Zona arancione la conosciamo già, no? È quella della chiusura dei confini comunali e dei bar e dei ristoranti. Però è pur vero che se valutiamo le singole regioni ce n'è una decina che comunque ricadrebbe in questo parametro, ma giustamente qualche collega ieri sera ha posto una questione: l'R con T nazionale è sopra l'1 e quindi se volessimo avere una visione nazionale è da area arancione tutta Italia. Se vogliamo vedere una visione regionale, ci sono delle regioni, ovviamente anche la nostra, immagino, noi non abbiamo i calcoli, però c'è un pool di regioni che ha l'R con T sopra, all'1. Ultimo aspetto, voglio ricordare dalla riunione di ieri sera che ne viene fuori che anche le regioni che hanno fatto restrizioni hanno l'incremento dell'R con T e l'incremento è ripartita la storia dei contagi. Non sappiamo quali siano gli elementi per cui le risposte non sono state così importanti. Sappiamo anche che il clima non ci aiuta, sarà anche empirica questa considerazione, ma tale è. La mia preghiera che faccio ai cittadini con i quali ho sempre parlato con molta franchezza è quella di rispettare le regole, no? La mascherina, portarla in maniera ossessiva, l'igiene delle mani, l'evitare assembramenti, però direi mettiamoci anche della creatività personale, no? Del buonsenso personale, di fare anche di più se riusciamo, no? Evitiamo ad esempio tutte quelle occasioni di incontro che non sono utili e non sono necessarie. Facciamo in modo di ridurre al minimo anche questi aspetti, perché comunque se quello che si prefigura si avvera, noi abbiamo un obbligo che è quello di fare in modo che gli ospedali non vadano al collasso. Gli ospedali al collasso, lo dico a chi magari a casa e dice ma io torno a casa non vedo nessun problema, o magari a chi ci dice ma guardate fate tutto sto casino per 3.400 pazienti quando avete 12-13.000 posti letto. La verità è un'altra, la verità è che l'ospedale nel momento in cui va a comprimere la sua possibilità di cura ci può portare anche ad estreme conseguenze di non riuscire a prendere in carico qualche cittadino che ha bisogno di cure. Ma non parlo solo di Covid, parlo anche di non Covid. Questo è già accaduto a livello nazionale e internazionale. Vi ricordo che questo virus non guarda in faccia a nessuno. Vi ricordo che abbiamo visto, ci sono già stati quasi 2 milioni di morti nel mondo. Abbiamo visto le fosse comuni a New York. Se ce l'avessero fatte vedere un anno fa avremmo detto che era un film di fantascienza. Abbiamo visto camion dei militari portare via bare. Abbiamo visto noleggiare container refrigeratori. Abbiamo visto che abbiamo un bollettino quotidiano, anche noi come Veneto, dove si parla di tanti morti. Non c'è una formula magica. La formula magica è che tutti noi facciamo squadra in questo momento
riduciamo al minimo le occasioni di contagio, perché non sappiamo quanto virulento o virulente siano queste mutazioni. Guardate, poi c'è il mondo scientifico che deve esprimersi. Io non ho la velleità di dar soluzioni, so solo che oggi abbiamo 3.400 persone in ospedale. Ripeto, so che dopo 15 giorni di restrizioni risultati non ne vediamo, il che non vuol dire che non servano le restrizioni, servono sì. Si dice che si deve ragionare nelle 3 settimane, speriamo sia così, però comunque qualche elemento che non ci torna c'è, non torna a noi dal punto di vista sanitario, non torna al mondo scientifico, e oggettivamente anche dalla riunione di ieri sera, vedendo anche la posizione dei colleghi, devo dire in alcuni casi mi ha anche sorpreso, di totale adesione all'idea che gli scienziati a livello nazionale decidano una cura per questo coronavirus, va in questa direzione. Il mio pensiero va alle attività produttive. Spero vivamente che ogni misura che verrà adottata preveda una qualsiasi forma di ristoro per le nostre imprese. Questa pandemia ci sta mettendo in ginocchio da un punto di vista economico, ne verremo fuori. Guardate la partita dei vaccini sulla quale stiamo spingendo dannatamente, guardate che questo 43% se lo sognano in giro per l'Italia, vuol dire che avevamo un sacco pieno, metà sacco ce lo siamo già consumato in 2 giorni e fra 2 giorni è 0 qui. Noi li facciamo, diciamo, con ansia e velocità per mettere in sicurezza intanto le categorie più a rischio. E una di queste, a parte gli operatori della sanità che hanno tutto il diritto di essere vaccinati, voglio anche dirvi che è una categoria sulla quale stiamo spingendo tanto, e oggi vedrete che a fine giornata vedremo già i primi risultati, sono le vaccinazioni di massa nelle case di riposo. E poi passeremo agli oltre 80enni. Un'ultima preghiera. Noi abbiamo persone in quarantena che si danno la macchia, abbiamo persone che ci consegnano ai SISP numeri di telefono sbagliati per non essere rintracciabili. Abbiamo contezza che ci sono positivi che non si trovano in casa alle telefonate. Così non andiamo da nessuna parte. Mettiamo a repentaglio la nostra vita e quella degli altri. Non aggiungo altro, veramente prego tutti affinché si rispettino le regole. Guardate, ne veniamo fuori. Dopo la pioggia viene il sereno, ve lo dico sempre, ne veniamo fuori, ma la velocità di uscita è direttamente proporzionale al nostro impegno. Se non c'è impegno, il virus avrà il suo corso, si prenderà i suoi tempi, perché noi glieli lasciamo. Dottor Frol, prego. Buongiorno, mi pare il quadro sia abbastanza chiaro. Volevo darvi alcuni numeri. Il provvedimento sulla scuola riguarda 117.000 studenti e 18.000 persone del corpo docente e tecnico amministrativo della scuola. E si capisce facilmente che con questi numeri qualche assembramento si può realizzare, quindi. Ma non è solo sulla base del numero delle persone coinvolte, ma sul fatto dei numeri che abbiamo da rilevazioni. Noi sappiamo che ogni volta che abbiamo trovato un positivo in una scuola, nel 25% dei casi ne trovavamo un altro. E questa percentuale è alta nella scuola secondaria. Negli asili nido è quasi un terzo. 28% nella scuola secondaria, 13% negli asili nido, 16% nella scuola materna, 22% nella scuola primaria, 28% nella scuola secondaria. Quindi la motivazione è anche su base epidemiologica, quindi c'è una base non solo della numerosità delle persone coinvolte, ma anche dell'andamento dell'epidemia. E quindi le motivazioni sono fondate su dati di incidenza della malattia della nostra regione. Questo per quanto riguarda la scuola. Per quanto riguarda l'aspetto sanitario
è l'aspetto della persistenza della malattia. Noi ormai siamo da quasi un mese in una situazione di stabilità sul numero dei ricoveri in terapia non intensiva. Siamo sempre lì tra i 2006 e i 2007, no? Ormai ci siamo stabilizzati. Vi ricordo solo che il 20 novembre eravamo a 2420, mi pare. Quindi in un mese e mezzo siamo cresciuti di 250-300 persone. Ma vuol dire che tanti pazienti noi dimettiamo e guariamo, tanti nuovi casi continuano a manifestarsi. C'è quasi un equilibrio tra le persone che guariscono e le persone e i nuovi ammalati. Questo negli ultimi 15 giorni, nonostante la chiusura che c'è stata, è un dato che non si è modificato. Questo numero di malati in terapia non intensiva, oltre a dirci che ci sono i nuovi casi, ci dice anche che avremo nuovi ricoveri in rianimazione. Perché finché non cala questo numero, non calerà il numero dei pazienti in rianimazione. E anche su questo ricordo, se volete, che noi avevamo superato i 300 malati in rianimazione il 20 novembre e oggi siamo a 388, se non sbaglio, 378. Quindi l'andamento dei malati non intensivi fa da pari, genera il numero di malati che vanno in rianimazione, che non nascono dal nulla, nascono dai malati nuovi che abbiamo. Non tutti vengono dagli ospedali, qualcuno ci viene trasferito da case di riposo, qualcuno viene da diversi ambiti assistenziali. Su quei 2700 malati non intensivi ce ne sono oggi 330 in terapia subintensiva. E questi posti letto di terapia subintensiva sono posti letto attrezzati con respiratore e monitoraggio. Quindi sono malati abbastanza impegnativi. Di questi 330, 170 sono di fatto malati che escono da rianimazione, o appena usciti da rianimazione o che magari quelli che peggiorano ci devono rientrare. Quindi questo vi dà il quadro della situazione che abbiamo oggi e del monitoraggio che abbiamo. Stamattina abbiamo iniziato la giornata con 56 posti di rianimazione liberi, posti vuoti, che ovviamente in quota sono eventualmente per malati Covid e per le attività ordinarie delle altre situazioni, delle altre malattie. Ora, non abbiamo problema a prendere in carico qualsiasi forma di malattia oggi si presenta. 56 posti di rianimazione noi non siamo capaci di consumarli in un giorno, nel senso non abbiamo 56 nuovi ingressi Covid. Sapete che gli ingressi nuovi Covid sono stabilizzati intorno a 15 al giorno, no? Più o meno. Però ogni giorno poi noi abbiamo anche le altre attività che continuiamo. Sul computo dei 700 posti letto di rianimazione che oggi abbiamo attivi, ne abbiamo 378 occupati da Covid e il resto sono per malati, per altre patologie, per altre situazioni, e quindi manteniamo questa attività. Allora, quando si dice che non vogliamo aumentare questi numeri è perché se aumentiamo questi numeri dobbiamo ulteriormente, per mantenere i posti letto per le altre attività, se abbiamo bisogno di più malati Covid non vogliamo ridurre le altre attività, perché ricordo che il nostro piano dei 1000 posti letto salvaguarda 300 posti letto per le altre attività che noi giudichiamo incomprimibili. Sono 250 i posti letto incomprimibili, la cinquantina di posti letto liberi al mattino. Se andiamo la sera non sono liberi i posti letto, sono liberi al mattino quando iniziamo la giornata, perché poi ci sono le dimissioni, i trasferimenti, i pazienti che escono da rianimazione, no? Tutti quelli della terapia post-operatoria escono da rianimazione, quindi però iniziamo la giornata con questo sguardo e con questa
consapevolezza di saper tenere, ma anche di non voler andare oltre nell'occupazione che noi abbiamo, e quindi guardiamo con grande attenzione anche a tutto quello che può essere utile per ridurre il contagio. Il Presidente ha sottolineato, l'ho già fatto io, sul comportamento non saremo mai abbastanza convinti, e se non bastasse, se non bastano i dati delle rianimazioni, non bastano i dati degli ospedali, non bastano i numeri dei decessi, ora se pensiamo che siamo costretti a intervenire su un settore primario come la scuola, penso che dovrebbe essere chiaro a tutti che la situazione merita di essere affrontata da tutti con grande serietà. Facciamo subito le domande al dottor Flor, poi sono a disposizione. Primo giro al dottor Flor, Tosato per ora. E Bonnet. Sì, direttore, buongiorno. A proposito dell'andamento delle terapie intensive e dei ricoveri, piano di sanità pubblica, se non sbaglio, prevedeva nel quinto livello, nel quinto grado, quello rosso, insomma quello di maggior rischio, non soltanto la conversione di una serie di posti letto, mi pare nei blocchi chirurgici, ma anche l'attivazione di ulteriori ospedali Covid, cioè la conversione di questi ospedali. Allora, è giunta notizia di una parziale conversione a ospedale Covid di Cittadella, poi questa notizia è stata rettificata, è stata in parte corretta. La domanda è: c'è una prospettiva concreta di conversione di ospedali alla cura dei malati Covid? Il piano mi pare prevede questa ipotesi in ogni ULSS, cioè in ogni ULSS è previsto, mi sembra, la possibile attivazione di un ospedale Covid. Questa è la domanda. Faccio chiarezza, perché alcune volte forse si dicono le cose ma poi non tutti le conoscono, e soprattutto non tutti le dicono esattamente come stanno. Padova oggi non è in zona 5, è ancora in zona 4, quindi non ha necessità di fare provvedimenti straordinari. La zona 5, vi ricordo che poi noi abbiamo detto che c'è la fase A, la fase B, la fase C. Non è che bisogna, appena entri in fase 5, andare al provvedimento della fase 5C, dove avremmo 6.000 malati. Abbiamo una prima fase, quindi ogni azienda sa di poter in tempo reale, nel giro di qualche ora o entro il giorno dopo, attivare il numero di posti che serve. Se da, diciamo, 10 giorni il numero dei malati non intensivi non si è spostato tra il 2006 e il 2007, non creiamo allarmismi che non servono. E quindi in questo momento noi abbiamo un piano, giustamente, che prevede fino a, ma ad oggi questi aggiustamenti poderosi non servono, perché gli spostamenti del numero di malati a livello regionale è nell'ordine delle qualche decina, più 10, più 15, meno 20, più 17, più 25, meno 30. Quindi è una cosa che in un ospedale si assesta con provvedimenti minimi e non con proclami catastrofici che oggi non hanno motivo di esistere. Lo sapete benissimo, ve l'abbiamo sempre detto, non abbiamo una previsione che domani ci siano 100-200 pazienti in più. Nell'ipotesi di arrivare ai 6.000 malati, capite bene che bisogna che ci siano delle strutture che vengono interamente ridefinite solo per pazienti Covid, per salvaguardare degli ospedali che sono interamente non Covid o almeno in gran parte non Covid, per poter curare gli altri malati. Quando avremo 6.000 malati Covid abbiamo solo 6.000 posti per gli altri malati. Oggi che ne abbiamo 3.000 abbiamo 8.500 posti per gli altri malati, quindi questa è la situazione. Allora, nell'ipotesi dei 6.000 posti ci sono in ogni regione degli ospedali di cui è prevista questa destinazione, ma quando arriveremo a quei numeri. Ora, nello specifico, Cittadella non è assolutamente in questa situazione.
Un'ulteriore precisazione. Se i ricoveri sia in area non critica che nelle rianimazioni si vanno stabilizzando, lei ci diceva che più o meno siamo in una fase di stabilizzazione, sia pure con valori elevati. È contemplata l'ipotesi di una ulteriore riduzione delle prestazioni mediche e chirurgiche nell'immediato? Cioè è un rischio immediato o al momento non è contemplato? No, al momento non è contemplato, se non aspetti piccoli e puntuali. Certo che sull'attività programmata e non urgente, ricordo che anche le visite urgenti noi continuiamo a derogarle, quindi sono le cose che possono essere tranquillamente rinviati, che non garantiamo. Ricordo che i pronti soccorso per le urgenze sono tutti aperti, tutti, nessuno escluso, e quindi abbiamo due vie per l'accesso all'ospedale, che sono la visita con la richiesta urgente del medico di medicina generale, le attività che sono state programmate con data definita. Certo che dobbiamo pensare che in ospedale, se non serve, non ci si deve andare. Se arriviamo a contenere e a ridurre l'organizzazione scolastica, mi pare ovvio che anche sugli ospedali, che sono il servizio primario quanto la scuola, dobbiamo assolutamente allentare le presenze che non sono necessarie. Bonet Erle. Allora, volevo capire questo, cioè da quello che ci riporta lei, la situazione negli ospedali tutto sommato è abbastanza sotto controllo, cioè quantomeno è stabile, però noi continuiamo ad avere feedback invece dalle corsie dei reparti, testimonianze al limite dell'apocalittico. Insomma, l'ultima era sul giornale l'altro giorno, quella del dottor Santucci, che ha raggiunto una certa notorietà grazie anche al premio di Mattarella, cioè che parla di pazienti ricoverati dopo 3 giorni di pronto soccorso. C'è stato il caso di Verona poi che insomma ha destato un certo scalpore. Allora anche io personalmente sono un po' disorientato, perché quando veniamo qui ci viene descritta una situazione certo di pressione ma non con delle anomalie, mentre poi i medici in corsia riferiscono di anomalie. Come mai c'è questa differenza di costruzione? Grazie. Allora, i numeri che noi vi forniamo sono i numeri di quelli che accade ogni giorno. Non mi pare che ci siano bollettini diversi o che dicano cose diverse da quelle che noi qui rappresentiamo. Se volete, non è un'opinione, se volete la realtà di quello che accade è che i nostri ospedali, in particolare i reparti che ospitano i malati Covid, ormai da più di 2 mesi sono sempre tirati e non c'è sabato e domenica di alleggerimento, ma numeri diversi da quelli che noi diamo e che sono quelli che ci mandano le USL, compreso il tempo. Noi monitoriamo la permanenza in pronto soccorso, monitoriamo gli accessi, monitoriamo lo spostamento tra aziende, che non succeda che trasferire un malato da un ospedale all'altro diventa un problema. Lo facciamo di routine per molti malati e non solo per il Covid, e quindi setting assistenziale non è definito che un malato non possa muoversi. Se poi, questo non lo so, è da verificare, ci può essere un caso, 2, 5, noi qua stiamo parlando di migliaia di malati che girano ogni giorno. Se volete un altro dato, noi ogni giorno abbiamo in carico 2200 pazienti a livello domiciliare, in carico sintomatici. Quindi parliamo, se è successo un caso, non so, verificheremo che ci sono stati dei disguidi o di servizi, noi questo lo verificheremo, ma questo non è che inficia i dati che noi rutinariamente rileviamo 2 volte al giorno per vedere quello che accade. Noi di ogni ospedale sappiamo la disponibilità di posti letto, quanti malati ci sono, il tasso di occupazione, quando questi malati vengono spostati ad altro reparto, quando vengono dimessi. Quindi vi dico, giriamo
su centinaia di persone ogni giorno e migliaia complessivamente, mi pare che lo diciamo tutti, che il personale sta facendo un grande sforzo, perché sono reparti occupati in pieno 7 giorni su 7 ormai da più di 2 mesi. Quindi questo ne diamo atto e sappiamo che è anche uno sforzo. Sappiamo che la malattia richiede un'attenzione ulteriore per il problema della contagiosità, però diciamo che adesso le cose non stanno come noi vi diciamo. Volevo solo chiederle questo, lei ha parlato di 56 posti liberi di terapia intensiva a livello regionale, volevo sapere se c'è qualche zona con maggiore emergenza o se è una media che si spalma sulle varie province. Grazie. No, i 56 derivano dalla sommatoria dei posti liberi 2, 3, 1, 4 e c'è una gestione accentrata del coordinamento regionale del 118, quindi i posti letto di terapia intensiva sono osservati dal coordinamento regionale, dal dottor Paolo Rosi, la disponibilità è indistinta, no? Non è che ne abbiamo non è che abbiamo ospedali con 10 posti liberi, perché sennò ci chiederemo perché abbiamo attivato 10 posti di rianimazione per tenerli liberi. Cioè mediamente abbiamo 3, 4, qualche volta 5, 2, varia da giorno a giorno, un giorno uno li ha liberi, un giorno non li ha liberi, però tutti i giorni la mattina ruotiamo intorno ai 50 posti liberi di rianimazione che, pensando a livello regionale, con una visione del coordinamento regionale, ci dà una tranquillità di non essere sprovvisti di disponibilità a ricoverare in terapia intensiva. Il fatto che raccogliamo questo dato è proprio per saper programmare in tempo se eventualmente servono nuove attivazioni. Altre domande al dottor Flor? Niente. Presidente? No, scusa. Dottor Flor, scusi, i 50-56 posti che si liberano in terapia intensiva sono sul totale di 700? Sul totale di 700. Ok, grazie. Presidente, prego. Scusa, se avete domande? Prego. Allora, ecco adesso. Tosato, Pepe no, Bonis, Van, R, vabbè, lo faccio il giro io. Tosato, cominciamo. Presidente, buongiorno. 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 Lei prima ha detto che vuole parlare con chiarezza e con trasparenza a chi ci sta ascoltando, e allora io seguo subito il suo appello e le faccio una domanda diretta. Si è appreso che c'è la volontà da parte del governo di abbassare la soglia RT, cioè il tasso di contagiosità, di trasmissibilità del contagio, a 1 per quanto riguarda l'ingresso in area arancione. Sembra di capire che lei e gli altri governatori, ma insomma qui stiamo dialogando con lei non ha espresso obiezioni a riguardo. Allora la domanda è, primo, qual è ad oggi l'indice RT del Veneto. 2, se dobbiamo dare praticamente per assodato l'ingresso del Veneto in fascia arancione, alla luce di questi valori. Guarda, ti dico questo, intanto non è dato a sapere quali saranno le decisioni del governo. Uno dei temi è questo. Secondo aspetto, non sappiamo qual è l'RT del Veneto in questo momento, perché poi i calcoli vengono fatti a livello nazionale. Terzo aspetto, noi governatori abbiamo semplicemente detto che ci siano delle scelte che abbiano solo fondamento scientifico. Punto. Nel senso che non è che uno va a scegliersi la zona, cioè uno dice qual è la cura, caro medico, e il medico ti dice questa è la cura, punto. Non c'è altro con questi dati epidemiologici, ma non solo veneti, nazionali, perché se no il ministro non avrebbe fatto una riunione con tutte le regioni, l'avrebbe fatto col Veneto, e altrimenti non tutte le regioni avrebbero aderito, invece tutte le regioni hanno detto decidete una formula che dia tranquillità
per le prossime settimane, perché le proiezioni non sono di certo rosee. Però ripeto, io resto un inguaribile ottimista nel pensare che questa battaglia, se la facciamo con i cittadini, la vinciamo velocemente, a fianco ai cittadini, con i cittadini e da cittadini. Ecco, quindi insomma certamente non sono le regioni che si autoclassificano una fascia, questo l'abbiamo detto tante volte, ma insomma da parte sua, da parte della Regione Veneto c'è comunque c'è l'accettazione di una collocazione in una fascia più restrittiva purché validata scientificamente. No, guarda, io la rovescerei. Abbiamo sempre accettato le classificazioni, punto. Sono gli altri gli esperti di valutazione sulle fasce. Allora, il giro mio prevedeva un Pettenò più un Bonnet, poi un Erle, un Bastianello e un Fois, e la collega Moscati e la collega Vanzà. Buongiorno Presidente. Scusate, scusami Curzio, prego. I cittadini ci chiedono spesso se riuscite a dirlo a testata, perché... se non lo dicono loro la dirò io. Vabbè, Presidente. ma possono farlo loro. Cioè. Pettenò, di dove... Curzio Pettenò, TGR Rai del Veneto. Perfetto. Presidente, un inizio d'anno difficile, come è stato... Due precisazioni. Intanto su questa ordinanza per quanto riguarda le scuole. La Regione può decidere sull'avvio delle scuole o non era competenza nazionale e riguarderà solo le superiori e per tutta gennaio, perciò solo le superiori e non la terza media, perciò se ci può spiegare meglio e molto rapidamente questo. Allora, riguarda solo le superiori, la Regione può intervenire con ordinanza viste le condizioni sanitarie e quindi del rischio sanitario. Non è una contrapposizione a livello nazionale, non mi meraviglia che il ministro Azzolina si batta per l'apertura delle scuole, perché è il ministro della scuola, per cui però noi tutti vorremmo le scuole aperte, ma in questo momento non mi sembra prudente. Per quanto riguarda invece l'aspetto appunto delle classificazioni delle regioni, si attendono le decisioni che verranno prese dal governo. Si è spesso parlato, magari a livello giornalistico più che altro, di contrapposizioni regioni-governo, e lei dice che invece adesso c'è una scelta comune da parte delle regioni di affidarsi alle decisioni del Comitato Tecnico Scientifico. Ma su questi aspetti adesso la situazione appare preoccupante proprio perché ci sono dei livelli di contagio molto alti, perciò servono delle decisioni che siano univoche per tutti, secondo lei. Quali sono le decisioni da prendere secondo lei a livello nazionale, con poi le ricadute a livello regionale? No, guardate, davanti a un'infezione non ci sono decisioni dei politici, ci sono decisioni dettate dal mondo scientifico, per cui è esattamente quello che noi abbiamo detto, nel senso che non è una partita della politica di governo, della politica regionale. Il mondo scientifico, l'Istituto Superiore della Sanità e il Comitato Tecnico Scientifico nazionale hanno tutti i dati e decideranno quali saranno le indicazioni da dare. Lei, a suo modo di vedere, è giusto che però, visti i dati che emergono anche dal Veneto, ci siano delle restrizioni? Sono necessarie queste restrizioni? Beh, sarà il Comitato Tecnico Scientifico, la classificazione nazionale, che deciderà la cura per tutte le regioni italiane, visto e considerato che l'R/T dell'Italia è sopra 1. Lei aveva fatto anche il giallo plus alcune volte, adesso invece ritiene che ci siano delle scelte solo nazionali da prendere, perciò? No, io ho sempre ritenuto che nel momento in cui c'è una classificazione validata dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale dell'Istituto Superiore della Sanità ci si debba tenere a quelle. La zona gialla plus l'abbiamo fatta semplicemente per cercare di dare una risposta, però non può funzionare che ci siano sempre le varianti sul tema rispetto alla decisione nazionale, per cui è bene che si inquadri bene il tema dell'algoritmo e si finisca di parlare dell'algoritmo che non funziona, funziona un po' sì, un po' no. Grazie. Prego. Bonnet, che rappresenta il Corriere del Veneto. Allora, torno un po' sul concetto del collega Pettenò. Volevo capire questo: quando, Presidente, lei dice il CTS e l'IS ci diano la classificazione e noi ci atteniamo a quella classificazione e quella sia, vuol dire che quindi
diciamo così, viene meno la possibilità per le regioni, che poi è stato quello l'oggetto delle polemiche anche politiche, di modulare le restrizioni ulteriormente. Cioè l'ICTS e l'IS vi danno un'indicazione, voi l'applicate, ho capito bene? Sì, no, guarda, non è proprio così, nel senso che la classificazione per zone con decreto di ottobre introduce la classificazione del colore della zona per la regione e poi nel prontuario, in base allo scenario, la regione ha le misure da adottare, perché ogni colore ha 3 scenari, per capirci. Per cui quelle variabili che voi avete visto non sono altro che le variabili indicate nel prontuario per quello scenario, non sono alla bisogna o diciamo scenografiche. Per cui noi abbiamo chiesto che siano ancora meno da scenari, che si vada subito al concreto. Quindi non è una rinuncia di autonomia, è una scelta che abbiamo fatto fin dall'inizio, visto considerato che, capite, davanti a un'epidemia, lo dice la Costituzione, la politica regionale deve assolutamente mettersi in linea con quella nazionale, perché i confini il virus non li conosce. Se fosse così sarebbe tutta un'altra storia, no? Perché avremmo delle politiche diciamo diverse. La verità è che il virus non conosce confini e quindi ci vuole una regia nazionale. Due domande, una velocissima politica riguardo al ministro Azzolina. Cioè, mi pare evidente che se lei vuole riaprire la scuola ma tutti i governatori vanno in direzione opposta, c'è un problema politico forse per il ministro, dovrebbe dimettersi? Secondo me no, attenzione, sto dicendo non è un problema politico, perché le ordinanze sono sicuro perché le farà solo sotto profilo sanitario. Del resto, quando ci siamo mossi, perché noi stessi abbiamo portato in Stato e Regioni un accordo per la riapertura delle scuole, non c'era questa situazione epidemiologica. Vi ricordo che siamo partiti dal 75%, poi hanno calato al 50% vista la situazione che si stava aggravando, oggi dal 50% in giù si va a chiudere. Non ne farei una colpa né alle regioni che hanno sottoscritto diciamo, l'accordo per la riapertura, facendo le linee guida, facendo i tavoli con le prefetture, né a livello nazionale, visto e considerato che la situazione sta degenerando e quindi bisogna ad ogni situazione rispondere con le misure ad hoc. Quindi non ci darei contenuti politici. Allora, il Veneto non lo fa cioè, figuratevi se faccio un'ordinanza per fare un dispetto all'Azzolina. Cioè, no, ma lo dico... Mi permetto di dirlo io perché qualcuno gli venga sto dubbio, cioè, noi abbiamo problemi sanitari che è un'altra roba. Ultima domanda sui vaccini, abbiamo sentito prima la percentuale del 40%, sì. Erano le prime diciamo, dosi quasi, siamo partiti, adesso però dovrebbe si spera 38.000 dosi. Carico pesante, siamo pronti per mantenere questo ritmo anche quando arriveranno tutte le dosi? Domani ci sarà la dottoressa Russo che vi darà tutto. Considerate che noi abbiamo fatto sostanzialmente in 2 giorni abbiamo fatto 16.000 dosi. Quindi 16 per 2 fa 32, ne abbiamo 38.000, vuol dire che in 3-4 giorni facciamo 38.000 dosi. Si vaccina molto, e poi la macchina è come un diesel, si mette in moto, poi quando va a regime tiene ha buone prestazioni. Ma guardate che 16.000 dosi, 43% del magazzino già evaso in 2-3 giorni, vuol dire che c'è una macchina vaccinale alle spalle, se no non le fai. Considerate che fare l'iniezione è problema minore. È tutto il problema della sorveglianza, dell'anamnesi, del caricare i dati. Quindi considerate che abbiamo sempre 1 milione di siringhe in magazzino noi. Se mancano le siringhe il Veneto ce le ha, perché ce le siamo comprate. Comunque domani vi invito veramente, la dottoressa Russo vi darà un grande spaccato e dati anche su chi si è vaccinato, le categorie, le fasce d'età e tutto. Oggi non c'è e le facciamo gli auguri che compie gli anni oggi. Era al lavoro comunque. Ma se tutti facciamo il compleanno qua, invecchieremo qui. Presidente, buongiorno, volevo chiederle... Giornale di Vicenza. Giornale di Vicenza, chiedo scusa, sì. Due cose tecniche veloci, cioè si è fissato una data di scadenza dell'ordinanza per le scuole superiori e se i contratti che hanno già firmato le aziende di trasporto con gli artigiani, penso soprattutto comunque con chi fornisce mezzi privati, restano in vigore. A questo punto si crea un problema che si era già creato in autunno. Queste sono le due cose tecniche. Quello che volevo chiederle è questo: lei prima ha fatto una cenno al 12% di percentuale. Da giorni il Ministero ha detto adesso faremo una circolare con cui finalmente chiariamo i casi
cosa sono, cioè rispetto ai tampone molecolare e tampone rapido, chi viene considerato contagiato rispetto al numero di tamponi. Però non si è più vista neanche questa circolare, volevo chiederle se aveva novità. Grazie. Guardate, ieri sera in riunione c'è un collega che ha detto io oggi ho il 38%, per dire il casino che c'è non contabilizzando i tamponi rapidi. Capite che il 38% vuol dire che hai il virus che tagli col coltello per strada. Sembra arrivi questa circolare, nel senso che esiste la bozza, so che esiste l'interlocuzione, la commissione salute delle regioni ha fatto le sue osservazioni, immagino che ne ho parlato col ministro anche ieri, ieri mattina non ieri sera, e immagino che sia una questione di qualche giorno, non so, domani, dopodomani, per cui facciano quello che ritengono opportuno, è un aspetto scientifico che non compete a me, noi di conseguenza, vista la circolare, decideremo cosa fare, punto, non c'è altro. L'ordinanza dura fino al 31 di gennaio e i disguidi con i trasporti, mi rendo conto che ci sono, verranno recuperati, nel senso che comunque serviranno comunque gli accordi con le aziende di trasporto. In questi 20 giorni non si fruirà di questo servizio. Del resto, ragazzi, siccome siamo, come si vede, c'è sempre sta filastrocca, no, della politica che non si assume mai responsabilità. Un giorno farò un libro, ma solo con le ordinanze lo faccio e basta, non serve neanche commentarlo. Dopo Erle abbiamo Bastianello che lavora per Bastianello, agenzia Aggi. Buongiorno Presidente. Sì, buongiorno. Mi chiedevo se in chiusura d'anno si fosse fatto un bilancio a consuntivo dell'aggravio per la regione economico, chiaramente dell'emergenza sanitaria. Si era parlato, mi sembra, con la prima ondata di 100 milioni di euro, quindi mi chiedevo se era stato aggiornato questo. 200 milioni di spese le abbiamo fatte tutte, tra personale, dispositivi e altro. Considerate che c'è un dato che 80 milioni di materiali e provviste sono state azzerate come acquisti per impraticabilità del campo, definiamola così. Cioè aziende che hanno creato problemi in altre regioni da noi non sono riuscite a crearne perché abbiamo utilizzato un vaglio con una maglia finissima, quindi anche il minimo sassolino l'abbiamo beccato. Rispetto alle garanzie, rispetto ai depositi, rispetto alla certificazione dei materiali, quindi mi diceva la dottoressa Simeonato che quasi 80 milioni di euro sono stati non validati nelle forniture e quindi non hanno avuto corso. In questa fase noi non abbiamo preso nessun bidone, per capirci. Guardate che a marzo si potevano comprare anche gli scatoloni vuoti, i container vuoti, quando si compravano mascherine, c'è stato di tutto, tutti vendevano mascherine, tutti. Buoni, brutti e cattivi. Dopo Bastianello abbiamo finito Bastia? Sì. Fois. Prego. Ok, sì. Buongiorno Presidente, Filippo Fois, Media Nord-Est. Buongiorno. Io volevo tornare su una cosa che ha detto prima, i cosiddetti positivi latitanti, li definisco così. Si tratta di un fenomeno che è in aumento rispetto a quello che era accaduto in precedenza e nel qual caso lei come lo legge? Cioè come una sottovalutazione, un'insofferenza per una situazione che si sta prolungando da molto tempo? Guarda, io poi lascio la parola al dottor Flor per questo aspetto. Guarda, io penso una cosa. Che sia cambiato, l'ho detto 3 mesi fa in un'intervista che è stata molto contestata, oggi è verità pura, è cambiato il sentiment, è cambiato il clima rispetto alla prima fase, anche se da un lato hanno lavorato tantissimo, magari molto all'università dei social, spiegando che il virus non esiste, che ci basta un bicchiere d'acqua e altre menate del genere, dall'altro c'è da dire che anche una sorta, fra virgolette, di familiarità con questo sconosciuto che è il coronavirus si è creata, no? Il nostro sentiment, cioè noi già abbiamo più chiarezza rispetto a marzo, non sapevamo cosa sarebbe accaduto, a marzo non sapevamo in quanti saremmo morti o sopravvissuti, in marzo pensate solo che i primi giorni pensavamo che la mascherina non servisse, poi ci hanno detto che serviva, ve ne dico solo una. Quindi penso che anche il tema della familiarità, dell'insofferenza, ma la si capisce fino in fondo, cioè non stiamo vivendo, cioè stiamo sopravvivendo in questi 10 mesi. Dopodiché c'è un tema di senso civico, il senso civico ci porta a rispettare le regole che sono basilari, se sei positivo devi stare a casa. Ma lasciare al dottor Flor, perché ne abbiamo parlato di questi casi di chi non risponde al telefono, numeri e dati ad hoc sbagliati per non farsi trovare. Sì, la cosa è abbastanza semplice.
Nella prima fase dell'epidemia, quando avevamo evidentemente numeri bassi, noi per il contact tracing, le persone che erano a casa in isolamento fiduciario, le contattavamo 2 volte al giorno, anche per avere informazioni, perché non sapevamo molto sulla malattia in quel momento, quindi li mettevamo a casa positivi al test e chiamavamo 2 volte al giorno. Trovavamo tutti, non c'era nessuno che non ci è mai capitato, raramente, insomma. Oggi il numero di persone che abbiamo in isolamento è molto più alto, non chiamiamo più 2 volte al giorno, a seconda delle condizioni di salute chiamiamo tutti i giorni, qualche caso a giorni alterni. Abbiamo una percentuale di queste persone che non risponde al telefono e abbiamo una percentuale di chiamate dove ci viene risposto numero inesistente, che vuol dire che qualcuno ci ha dato un numero. È una percentuale di che entità? Varia da zona a zona, ma se dico ormai di questi casi nell'ultimo mese abbiamo accumulato non decine, ma nell'ordine delle centinaia. Sia chiaro, qui non siamo in presenza di un reato, però dovremmo anche pensare che provvedimenti possiamo adottare per far sì che queste persone, perché ci sarà anche il caso che era in soffitta, era in cantina, però non rispondere alla chiamata dell'operatore del settore igiene pubblica quando sei in isolamento e non rispondere ripetutamente o aver dato un telefono sbagliato, io penso che saremmo costretti a pensare di segnalare queste persone che noi abbiamo già. Ricordo che quando noi individuiamo un positivo e lo mettiamo in isolamento fiduciario, trasmettiamo i nominativi alle forze dell'ordine e alle municipalità. Però il contatto ce l'abbiamo noi che i servizi di sorveglianza, di contact tracing, in presenza di mancata risposta penso che dovremmo adottare qualche provvedimento per intervenire su questi comportamenti. Scusi, al momento non è prevista alcuna sanzione, c'è una multa mi sembra. Sì. Penso sia quella delle 500 euro e 1000 euro, dovrebbe essere. La forbice. Sì. Bene, andiamo avanti con la collega Moscati, poi Vanzan e poi Prigioni. Sì, il nuovo Atterraglio, buongiorno Presidente. Buongiorno. Io volevo chiederle intanto se, le dico subito tutte e due le cose, se nell'ordinanza è previsto qualcos'altro oltre... No. Si ferma lì, benissimo. Ecco, poi una domanda, una considerazione, visto che lei ha detto che nonostante tutte queste restrizioni che sono state messe in atto, anche per giorni insomma abbastanza, per un tempo ragionevole, non si vedono questi risultati. E quest'estate, questa primavera, noi avevamo anche il fattore meteorologico che giocava a favore, perché poi è arrivato il caldo anche abbastanza prestino. Invece adesso abbiamo questo fattore che gioca contro. Però non vorrei dire una cosa, ma una considerazione: non è che poi scopriamo che il luogo più dove ci si contagia di più è proprio quello che non si può chiudere, che sono gli alimentari, che è un luogo adesso... Gli alimentari resteranno sempre aperti. Esatto, e infatti, e questo è il punto. E siccome questo, l'ho detto, no? Non si possono chiudere. Però hanno delle regole, mi perdoni, cioè hanno una persona ogni 20 metri quadrati. Ci sono tutte le regole e le linee guida, dopodiché se c'è qualcuno che non le rispetta... No, ma non è neanche quello, perché guardi, facendo le spese come tutti, insomma, quotidianamente, si vede che effettivamente poi viene da pensarci un attimino, ma gli unici contatti quasi fisici che si hanno in questo ultimo periodo, almeno insomma che io ho rilevato, sono proprio dentro alle corsie dei supermercati. Ovvio che tutti hanno la mascherina, ovvio. No, era perché per andare proprio a fare, cioè tutto la chiusura del cerchio,
abbiamo chiuso tutto e ovviamente ci domandiamo ma dov'è che si trasmette così? Prima si parlava di assembramenti, no? Eccetera. Adesso... Noi ad esempio abbiamo molti focolai familiari dati tra parenti non conviventi. Cioè ad esempio la storia della visita a parenti dei figli con i nipotini che vanno a trovare i nonni è una delle classiche storie di contagio familiare. Quando non si è conviventi si è dal punto di vista sanitario degli estranei. Abbiamo un contesto sanitario che è diverso, quindi dobbiamo proteggerci e proteggere. Ecco, un'altra cosa invece sui vaccini, e così tanti chiedono, ma noi che siringhe usiamo? Quelle del governo? Quelle che non fa male, non si sente neanche. I nostri hanno una mano. La risposta è quelle che... No, i nostri si chiamano già fatto. Grazie. No, nel senso che noi abbiamo quelle d'ordinanza che sono siringhe che le abbiamo comprate e le utilizzeremo per tutto, nel senso che se non serviranno per i vaccini le utilizziamo per far altro, senza problemi. Hanno un ago. Vanzà. Buongiorno Presidente Vanzà. Buongiorno. Gazzettino. Ormai abbiamo capito tutti che andremo probabilmente, quasi sicuramente in fascia arancione. Ma la preoccupazione di molti è, e se invece dovessimo finire in zona rossa, le chiedo, visto che lei autonomamente, perché dice è una questione di sanità pubblica, dispone con ordinanza la chiusura delle scuole medie e superiori dal 7, da quando si doveva riaprire, al 31 gennaio, ha in animo eventualmente un ulteriore inasprimento delle restrizioni se il Veneto fosse classificato arancione, cioè un mezzo rosso? No, perché abbiamo chiesto che le classificazioni siano rispettose anche con le relative misure. Dall'altro voglio ricordare anche che noi veneti abbiamo avuto questi 15 giorni di restrizioni uguali per tutta Italia, ma ricordo che sono state regioni tipo la Lombardia che si è fatta 2+2, si è fatta un mese di restrizioni, idem il Piemonte, idem la Liguria, idem il Friuli Venezia Giulia si è fatto 15 giorni, l'Emilia Romagna 15 giorni, e il Bolzano si è fatto zona rossa, zona arancione, la Toscana si è fatto un mese di restrizioni. Cioè, noi siamo ancora, diciamo, quelli che ne hanno avute di meno, e che non vuol dire che ne dobbiamo avere perché ne abbiamo avute di meno. Vedremo quale sarà la situazione di classificazione e da lì partiremo. È corretto affermare che rispetto alla scuola dove decide lei e dispone la chiusura, per la classificazione delle zone attende il governo. Attendiamo il governo, perché il governo ha avvocato a sé col decreto lo stabilire le zone. Dopodiché c'è anche c'è una questione di natura giuridica e tecnica non irrilevante. Nel momento in cui tu hai una classificazione, hai un binario all'interno del quale puoi correre e non devi ledere gli interessi di una o dell'altra parte. Terzo aspetto, questo giustifica i ristori, nel senso che i provvedimenti che fai tu, se dovessi fare provvedimenti autonomi, abbiamo il problema che sui ristori, insomma, qualche punto di domanda c'è, mi sembra di capire. Prigioni. Buongiorno, Prigioni, Telepadova, Buongiorno. 7 Gold. Alla luce del fatto che ci sono state restrizioni un po' in tutta Italia, la situazione non è cambiata da nessuna parte, neanche a chi è stato in rosso per più di 15 giorni. Nelle vostre conversazioni con il governo è emersa la parola lockdown? No, e ricordiamolo anche che gli altri paesi europei hanno fatto il lockdown, quindi questo paese ha deciso di non provvedere ai lockdown in comune accordo con le regioni, e si è fatta la scelta di mutuare le famose fasce che nascevano come un'indicazione per le regioni per capire più o meno qual è la situazione epidemiologica, sono state trasformate con un decreto in classificazione e quindi è ricaduta anche in restrizioni. No, l'Italia ha fatto questa scelta. E visto il panorama epidemiologico attuale, manterrà questa scelta secondo lei, oppure può essere rivista anche alla luce di quando non lo so, questo non lo so, perché non so cosa stiano. So che ieri sera e anche questa mattina il professor Brusaferro mi ha confermato che tutta ieri hanno fatto riunioni per capire quale sia la migliore condizione da elaborare.
Certo è che qui non c'è nulla da inventare. Penso che la novità sia quella che le regioni dicono: guardate, definite un modello che sia unico, che sia definitivo, in modo tale che noi abbiamo certezza che i massimi scienziati provvedono rispetto al tema della terza ondata che potrebbe arrivare e che è già in giro per l'Europa. Grazie. Prego. Guardate che io non ho detto che non funzionano le restrizioni, vi ho detto che ad esempio c'è un esempio delle zone rosse fatte in Piemonte e in Lombardia che hanno avuto, diciamo, un arresto dell'aumento dei casi su 100.000 abitanti, però è pur vero che era nella fase, diciamo, iniziale 2, cioè, la terza non sappiamo cosa ci riserva. Comunque quando ci viene un dubbio come cittadini pensiamo sempre che l'ospedale potrebbe non avere un letto a disposizione per noi, così magari ci stimola di più questa idea. Io non avrei altre domande. Scusa, c'era la collega Moscati, poi Tosato. Prego. Mi è arrivata adesso una richiesta da parte di un volontario della Croce Rossa che pensavano di essere vaccinati anche loro e volevano sapere se saranno vaccinati, se dovranno aspettare un altro turno. Sono i servizi essenziali questi, immagino. Allora, in questa prima fase sono stati inseriti gli operatori delle croci che fanno emergenza-urgenza, cioè quindi quelli che sono all'interno dei sistemi sanitari. Gli altri rientrano nelle categorie e ricordiamolo che il piano è piano nazionale, cioè noi non decidiamo categorie, priorità, è un piano nazionale con le varie fasi, volontari, servizi essenziali e quant'altro, quindi noi dobbiamo rispettare questo piano. Grazie. Tosato. Mi perdoni, ma per provare a portare un elemento di chiarezza, non come dire di chiarezza a livello di linea politica di governo, di linea politica adottata su tutto il territorio nazionale. Oggi si legge che tra le varie ipotesi alla fine, cioè quando avrà cessato il suo effetto il decreto di governo, alcune regioni potrebbero tornare alle condizioni di partenza a meno che non venga modificata questa benedetta soglia dell'RT. Altri dicono si entrerà tutti in zona arancione, però ci saranno i weekend in rosso. Adesso c'è questa ipotesi delle zone bianche. Allora io penso che tra i cittadini ci sia una certa stanchezza e un certo sfinimento per questa confusione di colori. La domanda qual è? Quando voi chiedete un modello unico, chiaro e definito, chiedete un modello unico valido per tutto il territorio nazionale che dia regole uguali per tutti? Ma sostanzialmente si è ragionato su questo, nel senso che penso che il dibattito nel mondo scientifico sia, vi ho fatto prima l'esempio dell'R-Conti1, se valutiamo le singole regioni c'è qualcuno che ha 0,92, 0,98 e non sarebbe zona arancione ipotizzata, ma se valutate l'R-Conti italiano è sopra l'1, quindi immagino che stiano anche pensando a una misura nazionale, però guardate ci sono due step e questo è bene chiarirlo, uno che è quello, diciamo, che copre il periodo che va dal 7 di giugno al 15, dal 7 gennaio al 15 gennaio. 15 gennaio scade il decreto. Quindi questa finestra, che è un po' un limbo, no? sulla quale se non si mettesse a lavorare il mondo scientifico, le regioni si ritrovano alla classificazione di sempre con l'algoritmo di sempre. Cioè vuol dire che venerdì prossimo noi saremmo probabilmente in zona gialla. Siccome c'è l'idea di modificare dei parametri, perché ad esempio cosa si è visto? Si è visto che l'R-Conti ha un significato, però adesso pesa di più il parametro dell'incidenza, cioè il numero di positivi su 100.000 abitanti, che è un parametro che è stato magari più trascurato fino ad ora. Quindi ci sarà sicuramente, se decidono, un'ordinanza del Ministro Speranza che coprirà fino al 15 di gennaio e poi ci sarà un decreto al 15 di gennaio che stabilirà, non so cosa, cioè nel senso che di questo non abbiamo parlato. Buone e concludiamo. Cioè, solo per chiarire un punto, ma quindi voi
non avete chiesto il superamento del meccanismo delle fasce, cioè le fasce resteranno. No, le fasce restano. Quindi sì. le fasce restano, ma con misure puntuali decise da città. No, guardate, sulle fasce se ne è parlato e tutti convengono sul fatto che al di là della farraginosità, comunque da un punto di vista culturale ormai le 3 fasce sono identificate, no? Giallo, arancione e rosso. Cambiare ulteriormente il sistema vuol dire mandare in palla tutto. Dopodiché in questo momento, mentre vi sto parlando, noi siamo in zona arancione, cioè vuol dire che abbiamo la chiusura dei confini comunali, chiusi bar e ristoranti, ma tutte le attività produttive, insomma, tutto il resto delle attività produttive sono espletate, insomma, hanno corso. Dopodiché vedremo cosa decidono. Grazie a tutti. Prego, buon lavoro, buongiorno. Domani c'è la dottoressa Russo.